Allora, rieccoci, chiedo ancora un attimo la parola magari a Tommaso e poi naturalmente anche alla collega. Tommaso, sei ancora con noi, vero? Pronto? Vediamo, forse vediamo se abbiamo il collegamento. Beh no, se no approfittiamo, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, se no intanto chiedo direttamente l'iniziativa popolare. Voi state sostenendo questa iniziativa, vero segretario? Sì, stiamo sostenendo come SPI a tutti i livelli una proposta di legge di iniziativa popolare, il cui presidente del coordinamento è il sindaco di Sant'Anna di Stazzema, Maurizio Verona. Sant'Anna, come sappiamo, è stato teatro di uno tra forse il più efferato, assieme a Marzabotto, eccidio compiuto dai nazifascisti durante nel 44-45, adesso il dato. Interrompo un attimo, abbiamo una telefonata in attesa, dobbiamo far passare telefonate. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto, buongiorno, da dove chiama? Da Buara Pisani. Prego. Ringrazio intanto di lasciarci intervenire e di dire ognuno la nostra. Dica. Allora, avevo voglia di intervenire prima e mi ha preceduto un signore che vi ha lasciato un messaggio che condivido appieno, poi avrò qualcos'altro da dire. Dica rapidamente, ci dica. Non sono più veloce di così. Non si preoccupi. Allora, il signore diceva che non è questione di cattiva informazione, di non sapere e di non essere informati, è che qualcuno condivide, erano d'accordo e sarebbero ancora d'accordo a ripetere le stesse cose che hanno fatto quei delinquenti, quei di destra, di sinistra, di centro, in alto e in basso. Le faccio osservare una cosa, gentile signora. Dovreste provare a mandare qualcuno a qualche festa di qualche partito, di qualche tendenza politica, ad ascoltare le voci che corrono in quegli incontri, in quelle feste anche conviviali, contro i negri, contro i cosiddetti, mi permetta il francesismo, contro i culettoni, contro le lesbiche, contro i negri che se va a fondo una nave è ancora meglio perché così ne avremo di meno che arrivano qui. C'è una cattiveria diffusa e sdoganata, quello è tragico, sdoganata, in nome dell'Italia e di una presunta superiorità bianca. Quei bianchi che hanno rubato in quei paesi dove partono quei poveri disperati, mal gestiti poi qui da noi, dove si va a rubare andavano, ci vanno adesso e purtroppo ci andranno anche dopo. Capisce signora? Sì, chiaro il suo messaggio. Partiti politici che si abbansano sui voti di Casa Pound e di quell'altro partito di Forza Nuova, i quali negano la Shoah, e qualche altro dice se qualche cosa è successo perché gli ebrei se lo meritavano, padroni del mondo hanno affamato e questo e quell'altro. È ora di non voltare più la testa da quell'altra parte. Chiaro. Lei quanti anni ha? Io ho 78 anni, signora. Quindi lei ha quindi avuto testimonianze in qualche modo, non dirette? Io delle foibe sono al corrente da quando avevo 10 anni e qualcuno le ha sottaciute. Anche quelle erano tragedie. Sì, quello che succedeva in Nord. Ma ad ogni modo la cattiveria è stata sdoganata in nome di un malinteso senso di patria. Chiaro. Io alla patria ho donato mio nonno, mia nonna e 2 zii sul Monte Cengio, capisce? Quelli che parlano invece molto spesso non hanno mai dato nulla, anzi magari si sono fatti riformare per non fare il militare. Grazie, la ringrazio tantissimo della sua testimonianza, staremo volentieri a parlare tanto anche con lei, ci farebbe veramente piacere. Dobbiamo purtroppo andare verso la chiusura, quindi passo la parola al nostro ospite che magari può fare un'osservazione su quello che lei ha detto. La ringrazio tanto e naturalmente auguri per tutto. Grazie al nostro telespettatore, prego. No, sottoscrivo in pieno, insomma è toccante, anzi è una bellissima testimonianza. Una bella telefonata. Sì, infatti, assolutamente, sì. Di una persona che
78 anni, quindi sono nato il 43, insomma, quindi eravamo nella fase, penso non abbia ricordi diretti, però insomma dei genitori, però, dei insomma, genitori come possiamo avere noi, i nonni, i parenti, come Tommaso e Leonora potranno avere appunto i racconti dei loro nonni. No, però giustamente non bisogna girare la testa dall'altra parte. Stavo dicendo di questa legge di iniziativa popolare che è costituita da 2 articoli che prevedono, come dire, condanne chiare, nette. Vediamo la slide se riusciamo a metterla in onda. Contro chiunque fa propaganda o imbratta muri, fa propaganda al regime fascista, contro il razzismo e anche contro chi si inserisce nel web facendo propaganda a favore del regime fascista, del regime nazista, frasi razziste, insomma, ricordavi prima nelle scuole, insomma, è successo anche a Badia di recente all'Istituto Comprensivo Primo Levi, insomma, dove è stata interrotta la giornata che era prevista, che stavano facendo con gli studenti per ricordare appunto il giorno della memoria, insomma, per non dire ne abbiamo avute tante, insomma, quindi ecco, non solo, come dire, testimonianza, ma anche un atto concreto. Io chiedo a tutti i nostri telespettatori, indistintamente iscritti, non iscritti, giovani, anziani, uomini, donne, di recarsi presso il proprio comune e di firmare questa legge di iniziativa popolare che prevede appunto pene pesanti, gravi, per coloro che si rendono protagonisti di atti di propaganda fascista, nazista o che usano espressioni chiaramente razziste. È un impegno concreto, piccolo, magari prima di recarsi nel comune di residenza verificano se serve o meno l'appuntamento. A me non è servito, sono andato, si fa prestissimo, basta avere un documento di identità per il riconoscimento per fare una firma. Dobbiamo chiudere perché il tempo è volato letteralmente. Qua ricordiamo ancora la memoria necessaria all'evento che si è svolto il 26 gennaio, poi c'è stato il 27 gennaio un altro evento, comunque verranno ripetuti. Ringraziamo Tommaso Biancuzzi, coordinatore regionale Rete Studenti Medi, di essere stato collegato qui con noi. Grazie Tommaso. E anche Irene Pizzolotto, coordinatrice UDU, Rete Studenti sempre del... Magari la prossima volta diamo più spazio a loro. Esatto, la prossima volta preparatevi, vi faremo parlare parecchio. Ecco, e grazie anche a Fulvio Dal Zio, segretario organizzativo dello SPCGL del Veneto. A voi come sempre di averci seguito, di aver partecipato, ci fanno molto piacere naturalmente le vostre telefonate e anche i vostri messaggi. Grazie.